Mi ero fermato un attimo qua a Stanghella, provincia di Padova, per provare questa piccola area sosta camper gratuita. L'unica cosa, niente, la corrente è chiusa, ma che me ne frega, a me serviva solo la corrente, quindi via, vado in un posto più bello. Vabbè, sono messo influenzato qua, mi sono messo al parcheggio proprio di emergenza, on the road, proprio davanti a sta chiesa qua, in questo paesino qua, peccato per la corrente. Il Singaneto influenzato, fuori dalla chiesa, lui si è parcheggiato. Che c'è anche scritto di divieto di parcheggio dopo le 20, ma, cioè... ritorniamo un attimo indietro nel tempo, no? Cioè io sono il povero viandante, il pellegrino, no? Che cerca accoglienza nella casa del Signore, dicono loro, dopo in realtà è a casa del prete, no? È un edificio comunale, no? Adibito all'istruzione e alla messa in riga del popolo affinché segua una determinata morale dettata dal luogo e dall'epoca. Niente, dai, libretto, piedi sulla stufa e ciao ragazzi, ciao 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 ciao. Non ci credo, senti le campane a musica. Che forte. Non ho mai sentito sta roba. Ha fatto la musichetta prima. Buon capo, dai, adesso è tua. A tutti manca qualcosa, che cosa non lo so esattamente, ma ne ho la percezione. In Occidente, anche se in questo momento state attraversando una crisi, avete tutto, o se non altro lo credete. Disponete di ogni tipo di beni materiali che ora sono meglio distribuiti rispetto al passato. Eppure ho l'impressione che voi viviate in costante competizione, in uno stato di tensione e paura incessanti. Coloro i quali crescono in questa atmosfera avvertiranno per tutta la loro vita la mancanza di qualcosa, della nostra dimensione più profonda e insieme la più piacevole e feconda. Si manterranno sulla superficie agitata del mare, senza conoscere la bonazza sulla quale poggiano. Spot pubblicitario. Oggi abbiamo i rimedi di Zingano contro l'influenza. Cazzo ne so, sono mica un medico. Buongiorno Italia, sempre qua teiera del tè, sono con mocca del caffè, perché d'altronde questa è la nuova tendenza full timer 2019-2020. Tra le tendenze full timer 2019-2020 c'è svegliarsi praticamente dentro al marcà. Per fortuna stavolta non mi è capitato proprio dentro, ma nel parcheggio a un fianco. È passato anche il vigile, no? A dire che qua non si poteva parcheggiare qui i camper perché c'era l'area camper dietro, eccetera, eccetera. Solo che Singano qua, metà con l'influenza, metà il vigile è stato anche gentile. Il capo non stava venendo addosso al camper perché sennò ti tira una bomba a man. E allora ho lasciato perdere, ho detto ma sì dai, tra un'ora vado via. Tra un'ora, se mi hanno incastrato col cazzo che vado via. Adesso vediamo. Cioè, se ho lo spazio per muovermi, a parte che sono parcheggiato, cioè sono andato dietro il culo, quindi insomma non vedo difficoltà. Vabbè dai, fermo qua, via dai, basta, tagli su. Mentre si faceva la tisana ho tolto i pizzi qua del tetto, no? Quelli che erano là, ti ricordi, che già iniziavano già, si è già staccato uno. CP, Didi, adesso vediamo dove metterli, sì. Adesso dobbiamo farci anche una pissatina di verità da qualche parte, non so dove, se qua o da un'altra parte. Beh, abbiamo detto un'ora o due, quindi la facciamo anche qua, dai. Oh, aspetta, adesso vabbè che sono influenzato, non ho voglia di parlare, di controbattere né niente. Però il discorso del vigile qua, cioè no, io praticamente sono semplicemente parcheggiato come le altre macchine, non vado fuori alle linee, non ho nulla di aperto, e cioè non posso tipo andarmi insieme, cioè capisci? Non so, ste discriminazioni col me camperino. E dove abito oggi? Ah, minchia che schifo! Ma no, non sto abitando, mi sono solo fermato per far fare i bisognini al CP. E il CP è un po' perplesso, è vero, il CP mi ha detto sarà mia questo il bagno, ma è un bagno moderno, cazzo, come su Ragazzi di Campagna quando va nel monolocale, tu qua il bagnetto lungo, tac, dai, questo è il futuro CP. No dai, ecco là che abbiamo trovato, vero CP? Sì, annusa le gomme come fanno tutti i cani. Non annusa mai le gomme lei di solito.
L'influenzatitudine tra noi. Mamma mia che brutto che sono. Porca troia. Ma tanto. Cioè guarda. Cioè non è un modo di dire, no? Che uno dice così per scherzare, per modestia. No, no. Sono proprio brutto. Porca troia. Il piano della giornata, ragazzo, È non avere un piano. E questa è una roba tanto figa. Cioè anche se l'influenza non c'entra. È tutto figo lo stesso. Quindi io adesso sono... Non ho... Ah sì, eccola che c'è scritto. Sono a Caselle, credo in provincia di Padova. Devo andare, non mi ricordo dove, comunque ce l'ho segnato sul navigatore, a trovarmi con Michele, che in teoria è già lì. Adesso io gli ho detto, guarda, se trovo qualcosa di bello che mi piace da fermarmi a dormire o visitare, che ne so io, seppur con l'influenza, mi fermo, altrimenti vengo lì diretto, insomma, ecco. Che sia perché ho fatto la doccia che mi è venuto sull'influenza, mi ha tolto tutte le protezioni naturali, ma sì, è quello dico sempre, mi è sempre pericoloso fare docce. Lei è tose che non te crede, ma cazzo, guarda che è una scienza, cazzo.